ci troviamo niente meno che sulla Ruta 40, ci stiamo addentrando nel profondo sud del continente sudamericano, siamo in Patagonia, alla volta di Ushuaia, estremo avamposto della civiltà in questo angolo del mondo. E in realtà siamo sui magreti del Cellina Meduna, che però non hanno poco o nulla da invidiare a posti ben più noti dell'orbe terracqueo, e come ci può confermare anche la mia amica di oggi, Paola Lombardini. Buongiorno a tutti. Personaggio che, come molti altri che intervisto in questa rubrica, ha una doppia vita, nel senso che nei suoi giorni feriali, davanti al computer del suo studio di grafica e comunicazione a Pordenone, però ogni tanto si prende delle vacanze per andare a esplorare i posti più remoti del globo, alla scoperta del mondo e di se stessa, potremmo dire, no? Beh sì, certo, è fondamentale crearsi delle opportunità per misurarsi e anche uscire dalla comfort zone, no? Se no non si impara mai. Ecco, tu davvero hai girato, possiamo dire, i 5 continenti, e quasi sempre da sola, se non sbaglio. E allora ho fatto il Sud America Da sola, con questo gigante sì. fuoristrada. Sì. Ho fatto circa 38.000 km, ho spedito la macchina a Buenos Aires, da Buenos Aires sono andata giù fino al fin del mondo, a Ushuaia, e dopo da lì ho risalito tutto il continente americano facendo Argentina, Cile, Bolivia, a sud del Paraguay, Brasile, Ecuador, Colombia, ho rispedito a casa la macchina, sempre un container da Cartagena. E ci hai messo in tutto quanto? Ho fatto 6 viaggi spalmati in poco più di 1 anno e mezzo. I viaggi... Quindi facevi un segmento, rientravi, ritornavi al lavoro e... avendo ancora un lavoro, e penso per parecchio tempo, ovviamente andavo e tornavo, lasciavo la macchina là, dove trovavo, talvolta magari, che so, nei garage degli alberghi, oppure a volte mi è capitato anche di conoscere persone, per esempio a Ushuaia, che me l'hanno tenuta, avendo il posto, non sempre era al coperto, quando potevo cercavo di lasciarla al coperto, e poi tornavo a casa, lavoravo e ritornavo là. Devo dire che una delle cose che mi ha permesso di fare questa cosa sono state anche le nuove tecnologie, perché io veramente ho avuto dei clienti che non si sono accorti che io ero in vacanza. Mi mandavano Continuavi a lavorare anche magari dal cuore della Patagonia? Sì, io mi alzavo verso le 5 del mattino, con Skype facevo videoconferenza con i miei ragazzi in ufficio, mi mandavano i file da controllare, rispondevo ai clienti eccetera, poi verso le 8, 8 e mezza, colazione, saltavo sulla macchina e magari eri nella giungla boliviana. Sì, era veramente, cioè, è un po' stancante da un certo punto di vista, però offre delle possibilità che un tempo non c'erano. Per esempio, quando ho fatto la Transafrica nel 2008-2009, che queste cose si usavano molto meno, lì si partiva e si arrivava. Vabbè, io ho anche un telefono satellitare, qualche telefonata si poteva fare, ma tutte queste cose non Ecco, perché nel tuo curriculum c'è già il Sud America, percorso tutto da nord a sud, da sud a nord, e l'Africa, stessa cosa. L'Africa l'ho fatta quasi tutta, mi mancano pochissimi stati. Longitudinalmente. Ho fatto tutta la parte sahariana, che è bellissima, che purtroppo adesso non è più accessibile, ho fatto la Transafrica scendendo dal lato del Kenya, della Tanzania, del Malawi, Mozambico, Sudafrica, la Namibia, anche Botswana, Zambia, Zimbabwe, tutti i parchi, insomma l'Africa è molto affascinante, anche se io devo dire la sincera verità, non ho il mal d'Africa. Tutto il mondo è splendido, non ho ancora trovato un posto che non sia meraviglioso. Infatti volevo proprio chiederti... a cominciare da quello in cui siamo adesso, insomma. Infatti, quindi non hai trovato ancora il tuo posto del cuore, diciamo?
Ma allora, il mio posto del cuore devo dire che è questo, nel senso che quando sono la guida di questa macchina o quando ci dormo dentro, quando mi fermo da qualche parte, tiro fuori il tavolino, la sedia, mi faccio da mangiare, mi sento bene, mi sento serena, come dormo dentro qui, forse non dormo neanche a casa e mi sento anche protetta, devo dire la sincera verità. E questo è diciamo, in questo bellissimo guscio, no? A 4 ruote, tu hai girato sia il Sud America che l'Africa, tutti i viaggi li hai fatti con questo mezzo? Anni fa ne avevo un altro, un Toyota 95 bianco con cui ho fatto una parte di viaggi. Tra l'altro la bambina qui è di origine australiana, mi La dicevi, bambina no? è di origine australiana Infatti e ha la guida a destra. destra. Sì, ma allora guidando chiaramente qui in strada o nel traffico cittadino te ne accorgi, ma in fuoristrada come siamo qui dove le piste in genere sono di un'unica corsia, avere la guida a destra o a sinistra Non cambia nulla. non cambia proprio nulla, a parte il fatto che ad esempio, in Sud America no, ma in Africa c'è tantissima Africa dove la guida in realtà è a destra, dal Kenya in giù è tutta guida a destra per esempio. Diciamo anche che da tutti questi viaggi, da tutte queste avventure ai 4 angoli del mondo è nata anche la saga di Edson Paz, cioè il personaggio dei fumetti che potremmo dire è un po' il tuo alter ego maschile, no? Un po' forse sì. Del quale tu sei sceneggiatore. Sì, certo, ho inventato la serie e scrivo le storie, insomma le sceneggi, poi c'è un disegnatore, Fabio Babic, che Bonelli mi ha portato via, adesso disegna Dragonero e che disegna fumetti, insomma. Ecco, spiegaci un attimo il personaggio Edson Paz in estrema sintesi, perché magari ancora il grandissimo pubblico non lo conosce, nel senso non è ancora ai livelli di Tex o Zagor, diciamo. Siamo ecco. molto distanti, in realtà sono partita sì dalla passione per Bonelli e per Tex Willer quando ero ragazza. Ma io cerco sempre di mettere tutta me stessa in tutte le cose che faccio, perché è la cosa che mi dà gioia e quindi mi sono interrogata a un certo punto e mi sono chiesta se non c'era la possibilità di utilizzare questo vissuto personale anche nell'ambito professionale. E così è nato Edson Paz. Edson Paz è il taxista, vive a El Alto, la parte alta della capitale della Bolivia, La Paz. Il suo taxi è appunto il mio Toyota Land Cruiser 80 e siccome è un po' sconsiderato si caccia sempre nei guai. E da questi guai però esce in maniera sempre un po' rocambolesca, nel senso che non è un supereroe, è una persona normale. La cosa che mi è sempre interessato far trasparire da questi libri e soprattutto dal 4º volume, che è il Backstage Book, che spiega un po' come è nata questa avventura, perché anche questa è stata un'avventura, anche se editoriale, e che fa appunto vedere come si passa dalle foto del viaggio ai disegni del fumetto, dove ci sono appunto raccontati molti degli accadimenti del mio viaggio. La cosa che mi interessava far capire alle persone è che non è così difficile fare queste cose, non è così difficile esplorare il mondo su una macchina o su una bicicletta o su una barca a vela, per esempio, o anche a piedi. C'è chi lo fa a piedi, quello richiede molto tempo. L'ostacolo più grande è forse proprio superare la pigrizia o i timori di dover uscire dalla propria comfort zone, come si diceva prima. Esatto, appunto, il problema è questo, è prendere la decisione. La cosa più difficile è prendere la decisione. Io ogni volta che partivo per il Sud America, mentre salivo sull'aereo mi dicevo: ma porca miseria Lombardini, non sei capace di fare una cosa normale, perché quando sono seria con me stessa mi chiamo per nome, no? E poi però quando scendevo da quella scaletta qualcosa dentro di me improvvisamente si adattava a qualsiasi cosa. Noi siamo progettati per sopravvivere, non conosciamo il nostro potenziale perché non lo misuriamo nel non nostro lo esploriamo no, infatti ed è importantissimo secondo me avere il coraggio ogni tanto di uscire da ciò a cui siamo abituati
per misurarsi, per spostare i propri limiti un pochino più in là. Ma tu Edson Paz, l'hai conosciuto? Esiste Edson Paz? Allora, in realtà sì, io ho lasciato la mia macchina 2 mesi e mezzo al concessionario Toyota di El Alto, che è la parte alta di La Paz, è la capitale della Bolivia, e il responsabile di questa officina Toyota era un signore basso, tarchiato, scuro, sui 50 anni, classica fisionomia andina, e si chiamava Edson Paz. In realtà l'Edson Paz della finzione è un po' più bello e giovane però. Sì, certamente, l'abbiamo ringiovanito. Io tra l'altro ho cercato disperatamente di ricontattare questa persona, perché quando l'ho incontrato non avevo ancora nella testa questo progetto, e attraverso appunto il concessionario di El Alto, ma non ci sono riuscita, per cui lui non lo sa che... Non sa che in Europa c'è un No. fumetto che porta il suo nome. Bene, a questo punto io direi di chiudere con un invito, perché in ognuno di noi c'è un Edson Paz, cioè ognuno di noi può essere una persona comune che però può trovare dentro di sé le risorse inaspettate per fare grandi cose. Quindi il nostro invito è: alzate il sedere dal divano, non restate tutto il tempo davanti al televisore e andate a scoprire il mondo, buttatevi in un'avventura, giusto? Sono d'accordo, sì. Magari inforcando la bicicletta e partendo proprio da qua, dai Magreli del Cellina Meduna, questo paradiso che abbiamo a portata di bicicletta. Assolutamente. E dalla nostra Patagonia vi salutiamo. Ciao a tutti e grazie.